Allora, ritorniamo un po' a noi, c'è un altro aspetto: quanto importante esiste la collaborazione con i sindaci e gli amministratori locali, e poi ci addentriamo in altri meandri vicini. Quindi il sindaco del territorio, l'intervento dell'amministrazione territoriale ha un ruolo con voi? Interagite? Guardi, l'elemento fondamentale ed innovativo della legge è stato sicuramente questo, cioè aver portato all'interno delle assemblee prima e poi nei CDA rappresentanze dei sindaci. Questo è avvenuto con la legge nel 2010. Quindi è una cosa recentissima. Ma recentissima e utilissima, perché innanzitutto all'interno si fa capire cosa facciamo, perché è tutti i giorni questo contatto. E come le dicevo prima, poi il sindaco, le amministrazioni comunali hanno delle leve non economiche, mi passi il termine, ma hanno delle leve legislative, l'urbanistica, i piani di attività. Ecco, noi stiamo partendo proprio come primi anche da questo punto di vista in Italia con i piani delle acque comunali, che non sono altro del verificare e del monitorare, quindi anche nelle portate di superficie, passi il termine, tutte quelle situazioni, tutte quelle opere che sono di competenza comunale e privata e che vengono così mappate, e nella mappatura, perché uno dei grandi problemi sono le competenze dei privati. I consorzi agiscono sulle aree pubbliche, i comuni pure, ma quando ci troviamo di fronte ad un problema che riguarda la parte privata è difficile, tocca a chi, non so, ecco, tocca al privato. Allora si sta facendo da questo punto di vista, anche questi pionieri in Italia, la provincia di Venezia per prima, ma oggi sta ampliando anche a Padova, a Treviso, il restante territorio veneto, questi piani delle acque comunali, che non sono altro che dei piani delle acque che vanno a mappare tutta una serie di situazioni e poi a fare un regolamento di pulizia idraulica del territorio, che è estremamente fondamentale e importante, con un atto amministrativo che passa e ha tutte le prerogative e tutti i passaggi che sono tipici dei piani regolatori, dei piani di interventi, dei PAT e quant'altro. Quindi diventa una norma urbanistica. È estremamente importante perché da lì poi si parte nel individuare le priorità di intervento su un comune, e siccome le risorse, come si diceva prima, sono sempre molto limitate, assolutamente bisogna intervenire in quelle realtà. Ecco, quelle sono realtà che trovano e danno risposta agli allagamenti locali, alle situazioni locali, certamente non ai grandi eventi, però chi va sotto acqua si sa, ha bisogno di capire che il suo fossato, la sua situazione è a posto. Quindi questo è un percorso importante, quindi la collaborazione che si sta facendo e che stiamo mettendo in campo con i comuni era importante anche prima, ma con l'entrata in assemblea dei sindaci è fondamentale. Oggi poi, che con il cambio del sistema delle province, i delegati provinciali non sono altro che ancora dei sindaci, sarà sicuramente ancora più interessante la collaborazione e il lavoro che faremo con i sindaci, che poi rappresentano un territorio, insomma. Quindi. Assolutamente. A livello nazionale invece coordinamento, con chi avete il coordinamento? Quindi quando capire se occorrono dei fondi, dei finanziamenti eccetera, come riuscite a interagire con il governo centrale? Cioè, che cosa c'è? Qual è il trade union? Beh, noi allora, come associazione abbiamo un'associazione nazionale che è ambinazionale, però è un'associazione. Certo, infatti. Noi interagiamo e facciamo i nostri ragionamenti e quindi le nostre proposte le facciamo al Ministero, quindi al Ministero delle Infrastrutture. Oggi da qualche tempo è partita Italia Sicura, che è all'interno del Ministero della Presidenza del Consiglio, però lì andiamo a fare delle proposte. Noi ogni anno portiamo in un consesso nazionale un po' tutte le nostre opere e facciamo presente la nostra funzione anche a livello nazionale. Però poi i rapporti sono a livello regionale, perché poi a queste procedure di finanziamento partecipano le varie regioni in quelle famose riunioni Stato-Regione, per cui il nostro primo riferimento rimane comunque la regione, che evidentemente poi va ad attingere a finanziamenti nazionali, per cui noi facciamo tutta un'azione di supporto per quello che riguarda informazioni, ragionamenti anche col Ministero, però poi
nella sostanza, cioè non è che sia il presidente di Ambi Veneto che va al Ministero, si fa tutto correttamente da questo punto di vista tramite una regia che è sicuramente regionale, insomma. È più utile che sia a livello regionale o gestita centralmente? Allora, premesso che da noi abbiamo visto che ci sono state fatte delle opere importanti eccetera, per cui tutto sommato in regione funzionano le cose. Guardando il resto d'Italia c'è chi avrebbe qualcosa da ridire perché non sempre i consorzi funzionano, perché non sempre le cose vanno. Meglio comunque una delega a livello regionale, oppure come alcuni hanno detto in questi grandi interventi dovrebbe partire tutto da Roma e quindi un accentramento maggiore, perché l'Italia è fatta di più realtà. Lei mi sta facendo la domanda rovescia rispetto a un problema che si andrà a discutere il giorno 4 di Sì, però in realtà dicembre. È una cosa molto concreta, visto quello che sta succedendo, uno almeno dalle cose pratiche. Guardi, riesce a capire l'utilità o meno, no? Io le faccio un esempio così vediamo se riesco a dare una risposta. I consorzi di bonifica in Veneto si autofinanziano al 100% direttamente con i propri contribuenti, cioè il lavoro che fanno i consorzi di bonifica in Veneto si fa chiedendo il contributo ai propri contribuenti. Quindi, pareggio di bilancio. Sì, perché noi non abbiamo, guardi, in Veneto abbiamo circa 130 milioni di euro di autofinanziamento che prendiamo dai contribuenti. Facciamo la manutenzione ordinaria, quindi tutti gli sfalci, la sorveglianza idraulica che dicevo prima, una serie di altre opere, però questi li prendiamo direttamente dai nostri contribuenti, che ci possono verificare in trasparenza, ci possono controllare attraverso le votazioni e rispondiamo direttamente ai nostri contribuenti. E credo che questo sia un criterio e un meccanismo che dà delle risultanze importanti, nel senso che credo che tutti i cittadini debbano sapere cosa si fanno delle risorse che andiamo a chiedere a loro. Io anche ieri sono stato avvicinato da un mio contribuente che paga, a prescindere da quanto paga, mi ha detto non vado nemmeno a votare, malissimo, dovresti andare anche a votare per il rinnovo dei consorzi di bonifica, però mi ha chiesto alcuni costi che hanno i consorzi di bonifica, li ho elencati e è stato soddisfatto, ma questo credo debba essere, e questo è poi il carattere che noi abbiamo, un pressante federalismo locale dove i soldi li prendiamo dal territorio, addirittura li prendiamo anche a seconda delle situazioni, quindi a seconda di un beneficio attraverso un piano di classifica che viene fatto, che ci viene prodotto dalla regione, per cui non è che paghino tutti allo stesso modo, a seconda del beneficio che hanno andiamo a chiedere il contributo, per cui questa variabilità credo sia importante e credo sia anche corretta che sia così, perché le situazioni sono diverse, anche all'interno di uno stesso consorzio ci sono situazioni diverse da realtà a realtà, per cui io fermamente credo a questo tipo di percorso. Sul resto poi non che lo dica io, l'Italia è lunga, è fatta di tante realtà. Voi avete il patto di stabilità? No. Cioè vi dovete attenere a dei limiti. Secondo lei da questo punto di vista, allacciandomi un po' alla provocazione a quanto dice anche il Presidente del Consiglio Renzi a seguito di quello che è accaduto e ha detto alle scuole niente patto di stabilità per quel che riguarda i sindaci, bisogna intervenire su queste strutture. La stessa cosa potrebbe essere se si verificasse un'alluvione terrificante per altre opere. Secondo lei è qualcosa di fattibile, cioè per questi disastri di vario genere, derogare al patto di stabilità per certi interventi di carattere pubblico? Se non sono le scuole potrebbero essere gli ospedali, insomma, secondo un po' della sensibilità di chi lo va a dire, però sono sempre opere pubbliche. Potrebbe essere importante oppure un boomerang? No. I boomerang ci sono sempre, nel senso che poi ci affidiamo delle persone che fanno delle azioni e poi però ci affidiamo degli amministratori che dal punto di vista democratico prima o poi andranno a rendicontare del loro operato, però dal punto di vista pratico io sono estremamente convinto che le opere, lo diciamo da molto tempo, che le opere di mitigazione e le opere di prevenzione dovrebbero uscire dal patto di stabilità per 1000 motivi. Il primo perché sono imponderabili, cioè sono parecchie. Il secondo è perché ogni volta che investiamo un euro in questo se ne risparmiano 7, quindi entrano dalla porta
e sono, per non entrare dalla finestra, però abbiamo dato una risposta a qual è il territorio. Io credo che questo debba essere il percorso. Noi lo diciamo da molto tempo, mettiamo fuori dal patto di stabilità. Poi io le regole non le conosco, i consorzi di bonifica non hanno questo tipo di problema. Per fortuna, anche perché noi non siamo un ente pubblico, siamo un ente privato, pubblico economico, ma soprattutto un ente privato. Fondamentalmente siamo molto più privati che non pubblici, in quanto da questo punto di vista ci è andata bene, la norma ci ha lasciato fuori. Però credo sia estremamente fondamentale e importante che correttamente nel rispondere poi di quello che si fa, e questo lo si fa tutti i giorni attraverso le elezioni, non è un problema, però uscire dal patto di stabilità e gli investimenti per la sicurezza idraulica, ma lo stesso vale per le scuole, lo stesso vale per i terremoti, cioè queste cose devono uscire perché è evidente che quello è un fardello che ci sta mettendo in grosse difficoltà. Perché poi, quando ci sono i danni, li dobbiamo pagare. Patto di stabilità o non patto di stabilità, meglio uscirne prima e prevenire, cioè la prevenzione è estremamente importante. Prevenzione è un aspetto fondamentale, infatti. A questo proposito, due cose. Potrebbe essere anche un rilancio per l'economia, quindi maggiori opere pubbliche, maggiori interventi, quindi muovere il settore anche dell'edilizia, secondo lei, da questo punto di vista? Sicuramente sì. Adesso i numeri precisi non li ho, ma avevamo fatto uno studio noi come Ambi Veneto che il fare e l'intervenire in opere di prevenzione rilancia anche l'economia, è fuori discussione. Cioè, se io domani mattina, facciamo un esempio molto semplice, qui il famoso 2 miliardi e 700 milioni che la Regione del Veneto dallo studio ha fatto dopo il 2010 ha bisogno, fra parentesi, per mettere di sicurezza idraulica il Veneto, e parlo solo di sicurezza idraulica e non di altre sicurezze, cioè se questi 2 miliardi e 600 milioni, ovvio non tutti in un anno, ma in 10 anni riuscissimo a metterli a cantierare, significa che avremo 2 miliardi e 700 milioni di opere e di lavori per le imprese, possibilmente locali e probabilmente locali, che danno una risposta e che quindi creano occupazione, creano reddito. Giusto perché ci capiamo, si paga l'IVA su quei 2.700 milioni di euro, si paga anche l'IVA, quindi ci guadagnano tutti quanti, non è che non ci si guadagni qualcuno. Per cui io credo che sia un motore per tutta l'economia, infatti tutti lo stanno dicendo, però il problema è che tutti lo dicono e poi la difficoltà nell'andare a capire con queste norme comunitarie che, ripeto, io non conosco più di tanto perché fortuna vuole che noi non abbiamo questo tipo di problema. Di questione, infatti. Restando alla prevenzione, secondo lei si è costruito, dal punto di vista sempre di quel che le compete naturalmente, si è costruito male anche sotto questo profilo? Adesso al centro dell'attenzione è il discorso del rischio sismico, no? Scoprendo che un sacco di edifici che dovevano avere tutti i sistemi di tutela dal rischio sismico, in realtà poi ben poca cosa era stata fatta in questi edifici, salvo alcune eccezioni che poi sono sopravvissute. Noi abbiamo il caso di tantissimi edifici anni 70-80 con garage sotterranei dove si è scavato sotto senza appunto vasche di laminazione, senza nessun tipo, e in modo sconsiderato, in modo ampio. Secondo lei c'è stato un problema anche nel costruire? Sì. Dove bisognerebbe rivedere qualcosa? Allora, sul passato si può rivedere ciò che è possibile rivedere. Perché purtroppo? Perché chi è già costruito, lì si devono fare azioni di tutela e di prevenzione rispetto a monte, rispetto al problema. Però è evidente che dove si va a costruire nuovo, sia dal punto di vista sismico, ma sia dal punto di vista idraulico, si debba ragionare in termini diversi. Ma come? Questo è il fatto. Per quel che riguarda il sismico, basta solo pensare che il Giappone la sismicità è molto più alta che da noi e convivono, io non sono mai stato in Giappone. Per quello che riguarda la questione idraulica è abbastanza semplice. Io vivo in un territorio dove ci sono diverse ville venete, diverse chiese, diverse case datate. Nessuna ha lo scantinato. Si è iniziato a costruire i scantinati anche vicino ad un canale senza mettersi a riparo, iniziare dagli anni 70. È stato quello, infatti. Allora, che poi hanno creato altri tipi di problemi, perché però costruire vicino a un corso d'acqua
Uno scantinato non è altro che un invito, diceva un mio ingegnere una volta, un invito a fare un bacino di laminazione, solo che lo facciamo in casa per noi. Io ho delle foto di Castelfranco del 98 dove c'è un parcheggio, un mega parcheggio vicino all'Avenale, in fianco all'ospedale di Castelfranco, che è diventato, è un'immagine epocale da questo punto di vista, è un grande bacino di laminazione. Sì, però dentro c'era una montagna di macchine e abbiamo fatto, e lì si sono fatti danni enormi. Quindi si può costruire anche in zone idraulicamente difficili, compatibilmente però con delle precauzioni. Bravissimo, ma secondo lei i costruttori hanno acquisito queste competenze o c'è un intervento dove si costruisce ovunque nella nostra pianura padana? Deve intervenire un'autorizzazione anche da parte dell'autorità di bacino, del consorzio di bonifica o no? Ripeto, l'invarianza idraulica è partita nel 2004, però poi ha iniziato i suoi effetti praticamente un po' di anni dopo. I piani delle acque che i consorzi stanno anche nel caso nostro autofinanziando con i comuni non è altro che prendere coscienza di situazioni, prendere coscienza di dove è più corretto anche costruire e di cosa si può fare per costruire in sicurezza idraulica. Però, ripeto, questo è un grande passo in avanti, fino a qualche anno fa non se ne parlava, siamo infatti, i primi, esatto. Ripeto, io sono estremamente fiero di essere il presidente dei consorzi del Veneto, perché siamo stati i primi a proporlo, ha iniziato nel 2010-11, adesso forse mi sbaglio di qualche anno, il consorzio di Mestre, perché lì è uscito un problema un po' più difficile da applicare e nel tempo lo stiamo facendo. Per noi è diventato una cosa insostituibile. Abbiamo visto gli effetti e la vicinanza dei sindaci e nel capire queste cose. Una volta che si è visto, anche loro hanno capito che quello è un altro strumento urbanistico, insieme con il piano delle lottizzazioni, insieme a tutti gli altri strumenti urbanistici, che da applicare, perché tutti ci stiamo rendendo conto, ecco l'utilità della nuova legge sulla bonifica, aver portato anche amministratori all'interno dei consorzi, amministratori pubblici, perché questa sinergia sta producendo effetti molto positivi. Ripeto, da questo punto di vista siamo i primi in Veneto a farlo, in Italia, a farlo, ed è positivissimo perché ci porta a prevenire. Perché prevenzione è conoscere, capire per poi intervenire, però la prevenzione è fondamentale e per conoscere non è che vada io perché sono il presidente del consorzio, devono andare i tecnici, devono andare gli idraulici a capire sì, no, e devono andare in modo asettico, senza le pressioni, mi passi il termine, del presidente, del consigliere, no, del sindaco, devono andare lì asettici, devono dire sì, no. Poi è evidente che si può intervenire e si deve dire cosa si deve fare, però questo lavoro è fondamentale, ecco perché credo che il lavoro che stanno facendo i consorzi di bonifica in Veneto, con i piani delle acque e con gli interventi di mitigazione che stanno facendo sia importantissimo. Di concerto però questo lo facciamo con i comuni e con la regione, perché le ripeto anche l'invarianza idraulica, dove a tutti i piani di lottizzazione ci chiedono tramite i generi civili il nostro parere, è fondamentale. Poi sarebbe il non plus ultra sarebbe che facessimo parte delle commissioni urbanistiche, però poi a questo punto forse troppo lavoro per i consorzi, perché ripeto sono strutture che funzionano, che sono snelle e funzionali. Quando diventano un po' troppo pesanti potrebbe esserci il rovescio della medaglia, però le ripeto, le garantisco che le problematiche che di tutti i giorni sono soprattutto queste. Pacchi e pacchi di domande su come fare, su come non fare. Le concessioni è una cosa estremamente importante, darle bene è fondamentale per questo territorio. Benissimo, interrompiamo ancora qualche secondo con la pubblicità, che poi andiamo alle conclusioni con qualche altra novità.